Questo lavoro è troppo pericoloso, non abbiamo poi un ritorno economico che vada anche solo minimamente in parte a compensare quello che è il rischio che abbiamo noi, perché se pensiamo alle rapine a mano armate, quello è l'apice di quello che possiamo vivere tutti i giorni. E il furto, diciamo, notturno è il minimo che ci può capitare, anche se è uno shock che ti lascia, ovviamente non ti fa più vivere come prima, c'è poco da fare. È amareggiato Giovanni Barison, titolare della gioielleria in piazzale Santa Croce a Padova, che nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi è stata colpita da una banda criminale che è entrata nella sua attività portando via più di 15.000 euro di beni e facendo danni per altrettanti. La batteria è entrata in azione verso le 3:30, come testimoniano questi fotogrammi delle videocamere del sistema di videosorveglianza. Per squarciare la saracinesca è stata usata una pinza idraulica, probabilmente rubata ai vigili del fuoco, lasciando i pompieri senza. L'appello alla politica è che si intervenga con pene più severe. Un appello alla politica perché le cose cambino, anche se sono decenni che lo diciamo. Questi furti, queste associazioni a delinquere, soprattutto aggravate dal fatto di rubare degli attrezzi che salvano vite, adesso i vigili del fuoco si trovano privi di questi utensili, dovrebbero prevedere delle pene molto più serie, pene di 15-20 anni di galera, allora si darebbe un deterrente importante a queste persone che creano un danno alla società, alla nostra comunità, che è incredibile, perché oltre ai gioiellieri poi vanno a finire nel mirino anche altre attività. La banda che ha colpito la gioielleria di Barisone è probabilmente la stessa che ha colpito anche a Vittorio Veneto, a Pordenone e a Verona negli scorsi giorni. Oltre la paura, resta un senso di impotenza nei confronti di criminali che restano impuniti. Noi abbiamo pensato di difenderci tante volte e anche con altri colleghi ci si confronta sempre su questo, però purtroppo siamo in un paese in cui, è brutto dirlo, ma non c'è quasi più tutela verso i delinquenti che delinquono, però siamo un po' quasi a questa merce. Vediamo anche il caso di Ruggero, vediamo casi di altri colleghi o anche di amici tabaccai che hanno avuto rapine. Quando si prova a reagire si sa che la vita ci viene tolta fondamentalmente. Quindi il pensare di difendersi, le conseguenze che ci sono terribili per noi che siamo persone oneste che vengono a lavorare tutti i giorni, mentre per chi delinque purtroppo non è così. E quindi la voglia di armarsi, ad esempio, è sempre stata esclusa.